Allora, buongiorno a tutte e a tutti, vi do il benvenuto al secondo incontro del ciclo di webinar Cambiamento, Parità e Inclusione, le parole per dirlo, iniziativa promossa dal Comitato Unico di Garanzia del nostro Ateneo, che nasce appunto con l'obiettivo di offrire uno spazio di riflessione, di confronto, approfondendo da differenti prospettive il significato di alcune parole. Per questa edizione abbiamo scelto di concentrarci su 3 termini in particolare: violenza, equilibri e stereotipi, parole che si collegano agli obiettivi delineati nel Gender Equality Plan 2026-2028. Gender Equality Plan che mira a promuovere, fra l'altro, azioni di sensibilizzazione, formazione rivolte all'intera comunità accademica. Il primo incontro è stato dedicato alla violenza, oggi invece ci soffermeremo su un altro concetto, quello di equilibrio, o meglio, di equilibri declinato al plurale. Perché? Perché gli equilibri possono essere diversi, perché la parola si presta ad assumere sfumature, significati diversi a seconda della prospettiva dalla quale la si osserva. Nell'ambito dell'incontro vedremo peraltro come discipline apparentemente lontane tra loro, psicologia e diritto, psicologia clinica e diritto del lavoro più in particolare, possano incontrarsi proprio attorno a questa nozione. Nozione che richiama in ogni caso l'idea di una ricerca di armonizzazione tra esigenze, interessi, valori differenti. L'idea di una tensione dinamica che attraversa la dimensione individuale, ma anche quella sociale e organizzativa. Avremo modo di parlare di equilibri, di equilibrio in particolare con 2 ospiti, 2 relatori. Anzitutto interverrà Cristiano Crescentini, professore associato di psicologia clinica presso il Dipartimento di Lingue, Letterature, Comunicazione, Formazione e Società, psicologo e psicoterapeuta con dottorato in neuroscienze. Il professor Crescentini è anche delegato di Ateneo per i servizi di supporto psicologico. A seguire ascolteremo, o meglio, dialogheremo poi anche con Caterina Mazzanti, ricercatrice e professoressa aggregata di diritto del lavoro presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche della nostra università. Ma anche coordinatrice del Task 1.4 Inclusion, Gender, Equality and Diversity del progetto europeo ACROSS, un progetto di alleanza universitaria transfrontaliera che coinvolge 10 atenei europei, tra cui anche il nostro, e che è volto a promuovere la condivisione delle conoscenze. Mi piace ricordare in questa sede che nell'ambito proprio del progetto ACROSS la nostra università coordina e leader del Task Inclusion, Gender Equality and Diversity, task guidato proprio da Caterina Mazzanti, task che opera in stretta sinergia con il CUG, proprio per lo sviluppo di azioni e strategie orientate alla promozione dell'inclusione, della parità e della valorizzazione delle diversità. Io ringrazio sin da subito entrambi i nostri relatori, entrambi i docenti per aver accolto il nostro invito, per il contributo che offriranno a questa riflessione comune. Prima di cedere loro la parola, o meglio, prima di dare inizio alle 2 interviste, perché abbiamo optato per questo formato, vi ricordo ancora che l'evento è registrato, che verrà poi pubblicato anche su Play Uniud. Vi invito poi a spegnere, vi chiedo gentilmente di spegnere i microfoni, ci sarà comunque poi alla fine anche spazio per qualche domanda per chi lo vorrà. Bene Cristiano, inizio da te e ti chiedo subito quali sono state le ragioni che ti o ci hanno portato ad individuare la parola equilibrio come quella sulla quale ci saremo confrontati nell'odierno incontro. Insomma, perché abbiamo scelto di parlare di equilibrio? Bene, innanzitutto buongiorno e grazie per l'organizzazione, per l'invito e la possibilità di riflettere su questo tema, che è un tema molto importante anche dal punto di vista naturalmente psicologico. Vorrei far passare l'idea, promuovere l'idea che l'equilibrio non coincida con
una condizione di stabilità immobile, di perfezione, di assenza di disagio o di difficoltà, una condizione perfetta destinata a durare per un tempo indefinito. Piuttosto sappiamo che gli esseri umani che prosperano, che godono di maggiore benessere, riescono ad adattarsi continuamente ai cambiamenti, mantenendo un buon equilibrio, una buona connessione con se stessi, con il contesto naturale in cui vivono e con le altre persone. Perciò parleremo di benessere e equilibrio e intendiamo il benessere proprio come una forma di equilibrio dinamico. Ecco, benessere, felicità anche, no, sono termini, di cui parleremo di equilibrio, ma appunto anche di felicità e di benessere. Ma quale significato hanno questi termini? È una domanda importante, meno semplice di quanto possa sembrare, perché ognuno di noi ha una propria idea di felicità, di benessere. Per il momento li utilizziamo questi termini come se fossero sovrapponibili o almeno in parte sovrapponibili. Ed è anche interessante vedere come le idee di ciascuno poi possano trovare corrispondenza nella ricerca psicologica contemporanea. E chiedo perciò ai partecipanti tra brevissimo di esprimersi a riguardo di ciò che ritengono essere il benessere o la felicità. Però prima di far questo possiamo anche chiederci quali potrebbero essere le strategie o le pratiche, per esempio, che comunemente potrebbero essere suggerite dai media mainstream, che potrebbero aiutarci a contattare maggiori stati di benessere. Allora, in questa rassegna della letteratura pubblicata su una rivista autorevole, vediamo che vengono prese in considerazione 5 pratiche, 5 attitudini: gratitudine, interazione sociale, pratiche di meditazione, di mindfulness, esercizio fisico e esposizione alla natura. E notiamo che è interessante perché alcune di queste pratiche, attitudini, quelle che ho messo in rosso, anticipano già i 3 poli dell'equilibrio della relazione con noi stessi, con gli altri, con il mondo circostante di cui andremo a parlare. Però torniamo alla definizione di salute e di benessere e di felicità, e vorrei sollecitare alcune riflessioni da parte di chi ci ascolta immediatamente per capire un po' il punto di partenza, per poi vedere eventuali corrispondenze tra le parole che adesso verranno prodotte e la ricerca psicologica su questi temi di equilibrio, benessere e felicità. Quindi quello che chiedo adesso ai partecipanti, anche a voi, visto che non siamo moltissimi, Teresa e anche Stefania, è Certo. quello di collegarvi con i vostri cellulari. Semplicemente digitate la parola Mentimeter sul vostro cellulare. Allora il sistema in alto vi richiederà di partecipare ad un sondaggio simultaneo online, immediato, ad un sondaggio semplicemente inserendo questi numeri. Potete partecipare a questo sondaggio, a questa nuvola di parole su questi temi, inserendo questi 8 numeri. Allora, che cosa vi chiedo di fare? Di trovare una risposta a questa domanda da $1.000.000, che non implica risposte giuste o sbagliate. Che cosa sono per te, per noi, il benessere e la felicità? Vi chiedo perciò di individuare una, due, tre parole che restituiscono esperienze vissuti che, quando sono presenti nella nostra vita, ci introducono verso la possibilità di contattare benessere. Riconosciamo che stiamo bene, siamo felici, qualunque cosa questo significhi per ognuno di noi, quando si verificano alcune di queste esperienze vissuti, che noi potremo riassumere con delle parole. Perciò, per favore, collegatevi, inserite questi numeri e andiamo a vedere come viene popolata questa nuvola di parole. Oh, bene, vedo che già alcuni hanno inserito alcune parole: tranquillità, proattività, capacità di adattarsi, pienezza, connessione, tranquillità di nuovo, serenità. Perciò stanno emergendo varie tematiche, varie parole. Per esempio, da qui capiamo immediatamente che serenità, calma, tranquillità emergono, perciò quel che sembra emergere è una felicità o un benessere più tranquillo, anziché euforico,
e questo può suggerire un tema collegato alla stabilità interiore. E, per esempio anche pienezza di connessione, realizzazione, perciò stanno emergendo un po' questi aspetti. Non so se qualcun altro vuole aggiungere qualche parola. Capacità di adattarsi, relazioni autentiche, perciò qua emergono anche i temi delle relazioni, degli affetti, e perciò una felicità, un benessere che va verso la direzione di valorizzare la connessione sociale, però anche la cura personale in termini di soddisfazione, di proattività, di capacità di adattarsi, di pienezza, di connessione. Perciò, insomma, emergono dei temi interessanti. Teniamoci a mente queste parole e vediamo un po' come trovano corrispondenza in alcune ricerche che nella psicologia sono proposte sui temi del benessere e della felicità. Perciò interrompo, pace con il prossimo. Ecco, interrompo questa nuvola di parole e torno alle slide. L'idea è quello di ricordarci di questi temi che abbiamo tratteggiato e poi vediamo come si collegano agli altri temi di cui vi andrò a parlare. Ci sono diversi modi quindi, no, di concepire, la felicità e il benessere, ma, esistono da sempre modi diversi di intendere il benessere e la felicità o si tratta di un'idea nuova? Beh, allora possiamo dire che riflessioni attorno al tema del benessere, della felicità, della stabilità interiore, dell'equilibrio interiore hanno sempre interessato l'essere umano. Da millenni ci sono queste riflessioni. Per esempio, già nella filosofia greca troviamo visioni diverse della felicità e del benessere, visioni e prospettive che continuano a influenzare anche la psicologia contemporanea. Per esempio, in ambito di filosofia greca c'erano queste due prospettive sul benessere, una prospettiva edonica e una eudaimonica. Nella prospettiva edonica il benessere è inteso come piacere anche tramite il corpo, piacere sensoriale legato al qui ed ora, fare esperienze che ci restituiscono un vissuto di piacevolezza anche attraverso i sensi e la corporeità. E però il benessere veniva inteso anche come, diciamo, assenza o riduzione di malessere, di disagio, di dolore. Dall'altra parte, invece, nella prospettiva eudaimonica, l'arco temporale che viene, diciamo, preso in considerazione per indagare il benessere si fa più ampio ed è più spostato in avanti nel tempo, perché in questa prospettiva prendiamo in considerazione la felicità e il benessere come quel percorso o vissuto o vissuti di vita che possiamo, che ci permettono di realizzare le nostre prerogative, valorizzare i nostri talenti, di realizzare le nostre potenzialità. Quindi esistono questi due aspetti, queste due prospettive sul benessere che ancora influenzano la psicologia contemporanea. Ma oggi, che cosa ci dice, la psicologia sul benessere? Beh, dunque, queste due prospettive sul benessere, vi dicevo, influenzano gli studi più recenti su queste tematiche, su quali possono essere gli ingredienti del benessere o della prosperità o della fioritura psicologica, come si dice oggigiorno. E molto spesso questi studi sul benessere vengono portati avanti all'interno della prospettiva della psicologia positiva, che è una delle branche più vivaci, fervide di studi all'interno della psicologia in generale. Nella psicologia positiva perciò ci interessiamo alle determinanti, fra virgolette, i sintomi del benessere e della felicità. E queste due prospettive sul benessere, edoniche e eudaimoniche, sono confluite nella psicologia positiva contemporanea nelle prospettive del benessere soggettivo e del benessere psicologico. Nel benessere soggettivo si prendono in considerazione le emozioni positive, fare esperienza anche tramite il corpo, il qui ed ora, di sensazioni, di emozioni positive,
le emozioni negative che non dovrebbero ovviamente prendere il sopravvento per restituirci sensazioni di soddisfazione o piacevolezza, e nel benessere soggettivo vengono prese in considerazione anche valutazioni di soddisfazione della propria vita. Invece l'altro ambito, più legato alla prospettiva eudaimonica, all'interno della psicologia positiva, è l'ambito del benessere psicologico. Qua il benessere viene inteso come qualcosa che si realizza anche nello spazio sociale, condiviso della collettività, quindi non solo personale, ma va subito ad abbracciare anche le relazioni, e però è un benessere che si declina in una serie di dimensioni psicologiche. Per esempio, una dimensione importante, però come vedremo un po' più nel dettaglio tra breve, è la dimensione di significato, di valore, di condurre una vita che ci dia significato, senso, che ci faccia notare che siamo in crescita, che ci permette di realizzare e valorizzare i nostri talenti. Detto questo, nella psicologia contemporanea il benessere viene inteso come qualcosa di più ampio, che non coincide con l'assenza di disagio o di malessere o con la sola presenza di emozioni positive, ma il benessere nella psicologia contemporanea viene inteso come uno stato più complesso che implica sia aspetti emotivi, ma anche aspetti cognitivi, esistenziali, relazionali e sociali. In psicologia, perciò, contemporanea, intendiamo il benessere, la salute positiva, la salute mentale positiva, uno stato di fioritura psicologica, come uno stato di benessere biopsicosociale, quindi uno stato che implica aspetti biologici, fisici, ma uno stato, la salute e il benessere, che implica anche le dimensioni sociali, relazionali e psicologiche. Qua in basso a sinistra vedete un po' questo triangolo della salute, che naturalmente viene preso in considerazione anche nel processo dell'ammalarsi o nel processo della malattia. La malattia viene intesa quindi come fisica e ancora di più mentale, come uno stato di malessere biopsicosociale, malessere sì fisico, ma anche relazionale e psicologico. In alto a destra vedete invece il concetto di qualità della vita, molto importante all'interno della psicologia. In questo concetto vengono di nuovo presi in considerazione aspetti sì materiali, oggettivi, fisici, il benessere fisico o l'avere determinati aspetti materiali nella nostra vita, però la qualità della vita viene letta dalle persone anche prendendo in considerazione aspetti esistenziali, di sviluppo personale, autodeterminazione, ma anche aspetti interpersonali. Ecco. Perciò sono aspetti fondamentali anche questi. Ma il concetto di equilibrio, di armonia compare nelle ricerche? Beh, compare spesso perché quando alle persone viene proprio chiesto in maniera simile, ma in maniera più sistematica, ma simile a come abbiamo fatto poc'anzi in quella nuvola di parole, quando chiediamo alle persone di esprimersi riguardo alla propria idea, al proprio concetto di benessere o di felicità, emergono molto spesso i temi e i termini di armonia e di equilibrio, proprio perché le persone descrivono la felicità come una sensazione di equilibrio e di integrazione tra diverse dimensioni della propria vita. In alto a sinistra vedete per esempio i risultati di una di queste ricerche. In questa ricerca i ricercatori hanno chiesto ad un'ampia coorte di persone di diverse età e con diverso background socioculturale di dare le proprie definizioni di benessere o felicità. E i campi semantici, le parole, i termini che ricorrono di più, sì sono significato, un senso di ottenere quello che si vorrebbe, di ottimismo, di soddisfazione, però le parole, i termini che vengono più spesso attribuiti all'idea di felicità sono proprio termini di equilibrio, balance e di armonia, tanto che in basso a destra vedete un esempio, questi termini di armonia e equilibrio sono diventati molto importanti all'interno della psicologia. Si cerca di capire che cosa le persone ritengono essere l'armonia, l'equilibrio e come portarlo nella propria vita. Altri studi mostrano che nel campo semantico dell'equilibrio
e dell'armonia, spesso le persone fanno cadere anche termini collegati come, per esempio, interconnessione, interdipendenza, con noi, con gli altri, con la natura. Accettazione è un altro, diciamo, termine collegato a armonia, a equilibrio, tolleranza, cooperatività, perdono, tranquillità, comprensione. Ecco, sono tutti termini collegati a armonia, a equilibrio, quindi termini molto importanti. Ci tengo perciò a fare una sintesi di quello di cui abbiamo parlato finora prima di proseguire. Abbiamo perciò detto che all'interno della psicologia positiva il benessere è concepito e ha preso le mosse da una serie di prospettive molto importanti. Una prospettiva edonica, o chiamata benessere soggettivo, che enfatizza le componenti della soddisfazione di vita, la possibilità anche nel qui ed ora di sperimentare emozioni positive e di, diciamo, avere una regolazione efficace delle emozioni negative. E dall'altra parte, nel concetto di eudaimonia e di benessere psicologico, gli autori hanno cercato di riconoscere quali potrebbero essere gli ingredienti collegati al benessere psicologico. E qua emergono questi aspetti che adesso vi menziono, collegati al benessere eudaimonico o psicologico. Termini perciò e aspetti come la crescita personale, l'attribuire senso e significato alle attività che facciamo, alle decisioni che prendiamo, oppure l'accettazione di sé, accettare le varie parti di noi, quelle più vulnerabili, ma che fanno parte di noi, i nostri punti di forza, avere una visione integrata, interconnessa, armonica, equilibrata di queste varie parti. Oppure altri aspetti collegati al benessere psicologico sono la padronanza ambientale, cioè la capacità di sceglierci i nostri contesti e situazioni di vita, di non subire queste situazioni, la capacità di esprimere autonomia, di sentirsi agenti, protagonisti della propria vita, di sentirsi efficaci nei confronti di quello che vogliamo fare. Ma già in questa dimensione di benessere psicologico gli aspetti personali si intersecano con quelli relazionali, perché un aspetto importante su cui adesso muoviamo collegato al benessere psicologico è l'aspetto e la possibilità di intrattenere e costruire relazioni positive, significative, nutrienti con le altre persone. Vi devo dire poi che ci sono autori che hanno cercato anche di integrare queste due teorie o cornici di lavoro sul benessere in ambito psicologico. Per esempio Seligman, questo autore qua, ha proposto una teoria chiamata PERMA che va proprio a integrare aspetti edonici e eudaimonici del benessere. L'idea è quella che dovremmo, nel rapporto con noi stessi, ma che subito si affaccia anche a dei sistemi più complessi di interconnessione con gli altri e con la natura, dovremmo cercare di coltivare un equilibrio fra la dimensione eudaimonica del vivere ed edonica. Si ritiene perciò che questo buon equilibrio, questo stato di fioritura psicologica, di buona vita, di vita piena, significativa, coincida con la nostra capacità di non rinunciare a questi due aspetti, ma a tenerli in un giusto equilibrio. Quindi avere un alto livello di benessere eudaimonico, che significa avere progetti, sentirsi in un cammino di crescita personale e di progettualità che vanno nella direzione di poter realizzare e valorizzare i nostri talenti, non a discapito però di gustare, di assaporare il qui ed ora, le emozioni positive che la realtà presente ci può restituire. Viceversa, se avessimo uno stato, vivessimo in uno stato di scarso benessere edonico, senza emozioni positive, nel qui ed ora e scarsa progettualità, potremo andare incontro ad uno stato che è stato chiamato di languishing, cioè di vita vuota, di disperazione silenziosa, di vuoto emotivo. Viceversa, se fossimo solo e unicamente proiettati nel godere nel qui ed ora, ma senza progettualità, vivremo forse una vita vuota di progetti, dove ci accontentiamo in maniera magari eccessiva delle cose che ci capitano senza porle in uno spazio di vita e in una progettualità, in un arco temporale che abbraccia noi stessi nel futuro, ma anche gli altri. Viceversa, proiettarsi in una situazione e in una dimensione
tutta orientata verso quello che vorremmo ottenere o realizzare, dimenticandoci di quello che c'è nel qui ed ora, ci farebbe forse vivere una vita aspra, amara, avara. Quindi tenere in equilibrio questi due aspetti è molto importante. Ecco, nuovamente l'equilibrio, no, che torna. E veniamo a questo punto al titolo del tuo Sì. intervento. Che cosa significa vedere appunto il benessere come un equilibrio tra sé e gli altri e la natura? Beh, significa riconoscere che il benessere non nasce soltanto da ciò che accade dentro di noi o ciò che riteniamo dipenda da noi, ma il benessere nasce anche dalla qualità delle nostre relazioni e dal rapporto che abbiamo con il contesto in cui viviamo e per esempio con la natura. Quindi il benessere come risultato di una connessione equilibrata in almeno tre direzioni. La prima è il rapporto con noi stessi. Qui, come vi dicevo, insistono aspetti come le emozioni, i valori, il significato, la crescita personale. Però la seconda dimensione ci parla del rapporto con gli altri, relazioni, appartenenza, sostegno reciproco. L'ultima polo del benessere è il rapporto con la natura, con il contesto più ampio di cui facciamo parte. Quindi quando una di queste connessioni, di questi equilibri si indebolisce, tendiamo a sperimentare una perdita di equilibrio, di armonia e anche tendiamo a presentare disagio, malessere. Hai menzionato le relazioni. Ecco, le relazioni quanto contano per il nostro benessere? Beh, contano moltissimo, ossia le relazioni nutrienti, supportive, che ci supportano e che noi possiamo supportare di contro le altre persone con cui entriamo in relazione, non sono un aspetto opzionale del benessere, ma sono una parte costitutiva. Alcune tra le principali teorie psicologiche che hanno creato dei solchi all'interno della psicologia, qui ve ne ho messe alcune, per esempio queste tre, PERMA che ho menzionato poc'anzi di Seligman, la teoria del benessere psicologico con le varie dimensioni che ho accennato in precedenza, altre teorie enfatizzano proprio il ruolo giocato dalle relazioni, ma anche alcuni studi tra i più importanti longitudinali proposti all'interno della psicologia. Tutte queste teorie e studi longitudinali convergono in maniera sorprendente nel dirci che le relazioni nutrienti, supportive, che ci restituiscono un senso di appartenenza, di coesione sociale, sono drammaticamente importanti per il nostro benessere. Basti pensare quanto spesso ci rivolgiamo alle nostre relazioni importanti, per esempio in condizioni sì di agio, ma anche quando soffriamo, quanto importanti sono le relazioni. Basti pensare anche alla relazione, la letteratura copiosa che esiste e che collega invece la solitudine e esperienze di solitudine a diversi indici di malessere psicologico. Quindi le relazioni sono fondamentali. Però hai menzionato anche il rapporto con la natura, no, come parte costitutiva del benessere. In che senso? Beh, Che cos'è il rapporto con la natura? beh, dunque, qui introduciamo un ulteriore elemento, il livello di complessità e di interconnessione dei sistemi entro i quali siamo inseriti e dove viviamo. Nel senso che negli ultimi anni è emerso sempre, sta emergendo con sempre maggiore chiarezza il fatto che il contatto con la natura non è solamente piacevole, ma rappresenta proprio una risorsa importante per il nostro benessere. Allora vi devo dire che in psicologia spesso sentiamo parlare di connessione con la natura e allora sappiamo da molti lavori che questa connessione con la natura, se la sperimentiamo, se la coltiviamo, ci restituisce maggiore benessere da diversi punti di vista. Benessere psicofisico, alcuni indici di benessere fisico, riduzione dello stress, ma anche molti indici di benessere mentale, psicologico, sono coltivati da questo senso e dalla coltivazione di esperienze di immersione nella natura. Per esempio, la connessione con la natura
si impatta positivamente su aspetti emotivi perché ci restituisce emozioni positive, senso di coesione e di soddisfazione, però gli impatti abbracciano anche dimensioni cognitive, esistenziali, di significato, aspetti cognitivi come per esempio la riduzione della ruminazione, aumento dell'attenzione, vari aspetti del benessere sono toccati dal sentirsi connessi con la natura e dalla possibilità di coltivare questa connessione. Non solo, molti lavori ci mostrano anche che sperimentare una buona connessione con la natura e coltivare questa dimensione nella nostra vita, una dimensione equilibrata rispetto al contesto e alla natura all'interno della quale viviamo, ci aiuta anche a impegnarci in comportamenti proambientali, maggiormente rispettosi dell'ambiente, perché sollecita questa connessione con la natura anche un senso di responsabilità condivisa. Siccome questi studi sono molteplici e molto interessanti, più recentemente stiamo assistendo a degli altri studi in ambito psicologico che cercano di capire che cosa esiste a monte che fa sì che alcune persone sono più predisposte di altre di sentirsi connessi, di avere questo rapporto equilibrato con la natura. E allora emergono degli studi interessanti che ci parlano di dimensioni di nuovo relazionali o individuali collegate alla connessione della natura, a nutrire, a enfatizzare ancora di più l'interconnessione tra questi vari sistemi entro cui viviamo. Ecco. Per esempio, la relazione con la natura è descritta come una relazione sicura, emotiva, alla stregua di relazioni che noi viviamo con altre persone. Per esempio, la relazione con la natura spesso da alcune persone è vissuta in un senso che la natura viene inteso come un luogo rassicurante che ci dà la possibilità di regolare le nostre emozioni, una relazione che ci restituisce un senso di appartenenza, di una relazione entro cui ci sentiamo accolti, che ci dà la possibilità di sperimentare fiducia, sicurezza e non giudizio, in maniera molto simile a come sperimentiamo relazioni con le altre persone che ci nutrono e ci danno proprio la possibilità di sentirsi contenuti, apprezzati, accolti. E dall'altro lato, un altro aspetto interessante che sta emergendo chiama in causa la corporeità, chiama in causa quello che si chiama consapevolezza interocettiva. Sentire il corpo, sentire le emozioni è molto importante per il nostro benessere psicologico, il nostro equilibrio con noi stessi. Però questa capacità di sentire il corpo, le emozioni che cadono nel corpo, sembra essere un aspetto che ci dà maggiore possibilità o rende più semplice anche connetterci con la natura e sentire come il corpo reagisce quando entriamo in contatto con la natura. Quindi sta emergendo un quadro, un mosaico di aspetti molto interconnessi, interessanti, che ci rendono possibile sperimentare delle relazioni armoniche, equilibrate, non solo con noi stessi, ma anche con la natura. Mm, Noi in genere sappiamo che cosa ci fa stare bene, forse non tutti, ma in genere, ecco, lo sappiamo, però facciamo comunque fatica a vivere in equilibrio. Perché? Beh, questa è un'altra questione molto interessante e importante. Beh, sapere quello che ci fa stare bene non equivale a coltivare questo tipo di ingredienti o di modalità, perché per ragioni anche collegate a come ci siamo evoluti come esseri umani, a come si è evoluto il nostro cervello, quindi anche per ragioni evoluzionistiche, spesso anche se sappiamo quello che ci potrebbe far star bene, veniamo ostacolati, perdiamo equilibrio a vari livelli con noi stessi, con gli altri, con il contesto in cui viviamo, quindi anche con la natura, a causa di diversi ostacoli al benessere. E secondo alcune teorie o prospettive psicologiche sappiamo molto di quali sono questi ostacoli, sappiamo molto di quali sono i fattori che spesso, i modi che spesso ci fanno perdere equilibrio. Per esempio,
e che causano sofferenza, malessere o inflessibilità psicologica, come molto spesso si tende a parlare all'interno della psicologia. Per esempio, una ragione di perdita di equilibrio, di ostacolo al benessere, è la perdita di contatto con il momento presente, il vivere costantemente immersi nella mente, proiettati nel futuro o nel passato. Un altro elemento tramite cui perdiamo equilibrio e un altro ostacolo al benessere, sia personale che relazionale, è diciamo, quello che si chiama evitamento esperienziale, ossia lottare, combattere con le nostre emozioni, con la nostra esperienza interna, invece di coltivare un'attitudine di disponibilità, di esplorazione, anche di accettazione del nostro panorama interno. Un altro ostacolo al benessere è il fatto che spesso, per come si è evoluta la nostra mente, tendiamo a rimanere intrappolati nei nostri pensieri, nei nostri schemi mentali. Quindi alcune volte le abitudini mentali ostacolano il nostro benessere. Quindi questo si chiama fusione cognitiva o invischiamento cognitivo. Inoltre, spesso abbiamo una visione troppo rigida di noi stessi, un sé concettualizzato, che ci rende rigidi ed inflessibili. Allora, in questo stato di cose, spesso perdiamo di vista i nostri valori, quello che riteniamo importante per la nostra vita, quello che potrebbe nutrire la nostra vita, le nostre relazioni o gli aspetti che riteniamo importanti per noi stessi. Quindi c'è anche scarsa chiarezza rispetto ai nostri valori. E questo significa anche che molto spesso o non compiamo proprio affatto azioni verso i nostri valori, oppure ci impegniamo in azioni impulsive, ecco, che a breve termine magari ci aiutano a non farci sentire disagio, ma a lungo termine creano ulteriore disagio, ulteriori difficoltà e ci allontanano ancora di più dal nostro benessere o dai nostri valori. Allora sappiamo, sempre dalle stesse cornici o prospettive psicologiche, che possiamo ed è possibile allenare maggiore equilibrio lavorando su questi ostacoli, su questi aspetti, coltivando perciò flessibilità psicologica. La flessibilità psicologica è un aspetto, adesso non entro nei dettagli, ma è un aspetto fondamentale dell'equilibrio personale e relazionale, è una componente, un'abilità molto importante per il benessere psicologico. La flessibilità psicologica è la capacità di ricontattare continuamente la realtà presente, tornare a contattare stati di equilibrio e ciò che conta davvero per noi nel momento presente a livello individuale, a livello relazionale. Flessibilità psicologica significa perciò ripristinare, mantenere e riconnettersi continuamente a noi stessi, agli altri, al contesto in cui viviamo, cercando di momento dopo momento capire ciò che veramente dà senso e significato e che è importante per la nostra vita. Quindi la flessibilità è un aspetto fondamentale. Certo è che anche se sappiamo quali sono gli ostacoli del benessere, anche se possiamo coltivare flessibilità psicologica, qualche volta non basta eliminare questi ostacoli, ma potrebbe servire, occorrere anche coltivare risorse. Allora vi devo dire, senza approfondire, ma poi collegherò con l'ultima slide, cioè la prossima, il tutto, vi devo dire che esistono dei programmi, delle ricerche, ma anche degli aspetti concreti, utili sì in ambito clinico, ma anche in ambito non clinico, per chiunque voglia cercare di vivere una vita più piena, più in equilibrio. Esistono programmi che fanno sì che le persone possano diventare più consapevoli dei propri punti di forza, del proprio carattere, delle proprie virtù, degli aspetti che sono aspetti di punti di forza che, se coltivati, ci proiettano verso un maggiore benessere nella nostra vita, anche in relazione con gli altri, anche una maggiore consapevolezza invece di quelle che potrebbero essere degli aspetti del nostro carattere che, almeno in certi momenti della nostra vita, ci sembra che manchino o che potrebbe valere la pena coltivare. Qui sulla sinistra vedete perciò alcune virtù, alcuni aspetti, alcuni punti di forza
del carattere che, se coltivati, potrebbero portare le persone, molti studi ci mostrano, verso la possibilità di contattare maggiore salute mentale, maggiore benessere, maggiore equilibrio con se stesse, ma anche con le altre persone e col contesto in cui vivono. E esistono perciò questi aspetti che ci danno la possibilità di vedere dentro di noi la presenza o assenza di queste virtù, di questi punti di forza, di queste potenzialità psicologiche, con l'idea di anche riconoscendole nella loro presenza, coltivarle, rafforzarle, o nella loro mancanza nel promuoverle, con l'idea di poter perciò coltivare stati di maggiore benessere. E allora, da ultimo, se abbiamo detto che il benessere consiste in una condizione di equilibrio dinamico tra se stessi, gli altri e le relazioni e il contesto in cui viviamo, quindi per esempio anche la natura, possono servire degli strumenti pratici per allenare queste capacità di ritrovare e contattare equilibrio in queste varie dimensioni, dentro se stessi, con gli altri e con il contesto e la natura dove siamo immersi. Allora vi devo dire, e questa è l'ultima slide, che all'interno dell'Università di Udine ho diciamo, elaborato una piattaforma digitale che lavora proprio sugli aspetti di cui abbiamo parlato finora. Questa piattaforma digitale ambisce a dare degli strumenti digitali, concreti, pratici, flessibili a chi fruisce, ai fruitori di questa piattaforma, per cercare di rendere più consapevoli le persone di se stesse e per cercare di lavorare su alcuni aspetti che possono promuovere benessere e equilibrio sia dal punto di vista personale che relazionale che nei riguardi del contesto. Questa piattaforma è fruibile gratuitamente da parte degli studenti, ma anche da parte del personale e da parte del personale tecnico-amministrativo e docente. Si accede alla piattaforma semplicemente collegandosi a questo sito beneinmente.it, e quindi se qualcuno è interessato a questi temi collegati al benessere e all'equilibrio può cercare un po' di notare questi contenuti. Cristiano, io ho un'ultima domanda per Sì, te, ma se sei d'accordo, sì, passiamo prima, diciamo, al secondo intervento perché sì, non abbiamo molto tempo e poi vediamo alla fine se riprendere anche il discorso, diciamo, rinviando l'ultima domanda un po' a quello sì, spazio che abbiamo riservato alla discussione. grazie. Io ti ringrazio molto per questa intervista, molto piacevole, per le tue risposte. Ripeto, se ci sono domande, le faremo poi in un secondo momento alla fine, proprio perché, ecco, nell'ambito del nostro incontro, le prospettive, dalle quali la parola, scelta è trattata, sono due, no? Quindi ce n'è un'altra. Il tema dell'equilibrio, come dicevo, inizialmente, richiama un'idea, di una situazione in cui esigenze, valori, interessi diversi non solo coesistono, ma tendono anche a convivere in maniera armonica. E forse non è un caso che questa nozione si presti ad essere analizzata anche in una prospettiva giuridica, perché in fondo gran parte delle regole giuridiche sono regole che nascono proprio dall'esigenza di trovare un equilibrio tra libertà, responsabilità, tra autonomia del singolo e tutela degli altri, tra interessi individuali e interessi collettivi. Ed è un'esigenza questa che emerge in varie aree del diritto, fra le quali anche quella del diritto del lavoro, che si confronta per sua natura con la necessità di comporre interessi differenti, quelli dell'impresa, della produzione, del datore di lavoro da un lato, e quelli della persona che lavora dall'altro. E in questo contesto, nel contesto del diritto del lavoro, emerge con crescente forza soprattutto il tema dell'equilibrio tra vita e lavoro, vita professionale e vita privata. Ce lo spiegherà meglio la professoressa Mazzanti, ricercatrice di diritto del lavoro presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche e, come dicevo, anche coordinatrice del Task 1.4 Inclusion, Gender Equality and Diversity del progetto Across. Caterina,
buongiorno. Buongiorno a tutte e a tutti, buongiorno anche al professor Crescentini e grazie per questo invito e per questa importante occasione di confronto. Ringrazio anche il professor Crescentini che mi ha preceduta proprio perché devo dire, a parte che è sempre un piacere poter ascoltarlo, mi era già capitato ancora dottoranda di seguire un suo seminario e devo dire che l'intervento che mi precede costituisce un importantissimo substrato dell'intervento che vi proporrò ora, nel senso che, come vedete dal titolo che abbiamo scelto insieme con Teresa e con Laura, ehm, ho scelto un termine, un'espressione anzi particolare, due espressioni particolari, come suggeriva Teresa, il termine equilibrio che tecnicamente nella nostra materia generalmente viene utilizzato poco perché ha più fortuna il termine conciliazione, se faccio riferimento proprio alle fonti normative, ma l'altra espressione che voglio richiamare subito è persona che lavora. Io infatti non ho utilizzato né il termine lavoratore né il termine lavoratrice consapevolmente, proprio perché la mia materia, la materia che studio e approfondisco, è una materia che mette al centro l'essere umano. Quindi è una materia sì giuridica, ma è una materia che si confronta quotidianamente, costantemente, ormai da tanti anni, con tante altre materie, quindi ha un taglio interdisciplinare proprio per eccellenza. Forse è quella che tra le materie giuridiche guarda più al di fuori, diciamo così, del campo del diritto. Dialoga molto con la psicologia, dialoga moltissimo con la sociologia e dialoga molto anche con l'economia, chiaramente. Quindi il termine equilibrio. Il termine equilibrio, come vi dicevo, scelta consapevole, molto sfidante, perché se guardo alle norme che parlano e che cercano di risolvere questo dilemma, cioè il bilanciamento tra vita privata e vita lavorativa, noi incontriamo spesso, quasi sempre, il termine conciliazione, che però evoca una dimensione un po' individuale, cioè quasi a dire sta nel singolo la capacità di conciliare, appunto, quindi di trovare il giusto raccordo, il giusto equilibrio tra esigenze di vita privata ed esigenze di vita lavorative. Allora, quando invece scegliamo la parola equilibrio, guardiamo al di fuori della sfera strettamente individuale, chiamando in gioco una responsabilità, diciamo così, sociale. E questo lo dico collocando il tema di oggi in un contesto complesso, che è il contesto del mondo in cui noi oggi viviamo, cioè il contesto di un invecchiamento della popolazione che interessa tutti i paesi, in particolare occidentali, anche un crollo della natalità. E quindi la persona che lavora oggi deve fare i conti con esigenze molto particolari, ancora di più rispetto al passato, perché la persona che lavora è caregiver verso la persona anziana, la persona che ha bisogno di assistenza, che ha bisogno di cura all'interno del nucleo familiare e anche genitore. Quindi vedete che chiaramente parlare di una responsabilità sociale nel trovare questo giusto contemperamento tra esigenze contrapposte, chiama in causa un impegno che il legislatore, l'ordinamento, assume già a partire dalla nostra Costituzione. Assume già a partire dalla nostra Costituzione quando all'articolo 3 della nostra Costituzione, che è un articolo noto a moltissimi, è uno dei capisaldi, diciamo, degli studi giuridici per tutti, il principio di uguaglianza, prevede non solo un'uguaglianza in senso formale, ma anche un'uguaglianza in senso sostanziale, quindi un'uguaglianza che implica un impegno proprio del nostro ordinamento dello Stato diretto a rimuovere quegli ostacoli che impediscono la reale uguaglianza. Questi ostacoli possono effettivamente essere rappresentati, lo vedremo oggi, da una diversa situazione di partenza in qualche modo, no? Una diversa situazione di partenza di ciascuno di noi, una diversa condizione personale. Quindi mi piace sottolineare proprio questo aspetto, questa scelta semantica, il termine equilibrio in luogo di conciliazione
chiama in gioco proprio tutta la comunità, l'ordinamento in generale, che deve spendersi quindi per aiutare, sostenere chi non solo appunto lavora, ma si trova a dover effettivamente svolgere funzioni anche di caregiving, funzioni, attività che molto spesso, diciamo così, rimangono in qualche modo nascoste. Allora, abbiamo quindi, diciamo, capito, il titolo, no, e la scelta di certe parole già a partire dal titolo del tuo intervento. Non Sì. conciliazione, ma equilibrio, che ha un significato parzialmente diverso, più ampio potremmo dire, no, anche. Poi la scelta anche del riferimento non al lavoratore, alla lavoratrice, ma alla persona che lavora secondo una visione molto antropocentrica, potremmo dire. Stiamo parlando quindi di equilibrio, di un equilibrio che va trovato, diciamo, tra la vita privata e la vita professionale, tra vita e lavoro. Ed è un problema, insomma, che sembrerebbe riguardare tutti noi, tutte noi, però tu hai già fatto riferimento all'uguaglianza, alle disuguaglianze e in realtà in questo contesto forse diciamo che è un problema che non pesa su tutti, su tutte allo stesso modo, no? Ci sono delle diseguaglianze. Quali sono le diseguaglianze che emergono quando appunto parliamo di questi temi, di tempi, di vita, di lavoro, di carichi di cura che tu hai menzionato? Allora, è vero, nel senso, è vero quello che tu dici, cioè siamo tutti formalmente uguali, ma siamo tutti diversi e quindi, come vi dicevo, è proprio questo un po' l'obiettivo della nostra Costituzione, cioè quello di valorizzare le nostre diversità. E purtroppo le diversità aprono le porte, molto spesso, e questo è il risvolto ovviamente patologico, al problema delle discriminazioni, cioè di quei trattamenti peggiorativi in danno di persone o categorie di persone portatrici di un determinato fattore identificativo. È ovvio che quando noi parliamo di conciliazione o equilibrio, usando l'espressione di oggi, vita-lavoro, questa ricerca porta purtroppo sottolineo, a il rischio di discriminazioni, non per tutti, quantomeno non nella stessa misura. E quindi ovviamente ci viene da subito in mente che la prima, o meglio, il primo possibile bacino di destinatarie sono proprio le donne, perché storicamente e culturalmente ancora nella società in cui viviamo oggi, il carico di cura, che sia il caregiving verso l'anziano, il fragile, che sia la cura dei figli, grava in misura maggiore sulla donna. Quindi c'è ancora una dimensione di genere molto pesante che chiaramente espone maggiormente questa fetta della popolazione a discriminazioni nella ricerca di un giusto contemperamento, di una conciliazione, di un equilibrio, no, tra vita e lavoro. Che cosa significa? Significa che molto spesso, e penso alla quotidianità di molte di noi, e qua uso veramente il femminile consapevolmente, la scelta di, passatemi il termine, sacrificare magari o ridurre il tempo di lavoro perché dobbiamo anche fare dell'altro, cioè il caregiving, è una scelta sofferta ed è una scelta che espone a un trattamento purtroppo in molti contesti, diciamo, patologici, un trattamento sfavorevole, quindi un trattamento che poi di fatto si traduce in una diseguaglianza, in una discriminazione. Ma non solo la dimensione di genere pesa moltissimo in realtà anche la tipologia contrattuale attraverso la quale noi prestiamo il nostro lavoro. Mi spiego meglio, nel contesto in cui viviamo esistono lavori stabili che, usando proprio un'espressione semplice, noi identifichiamo nella figura del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, quindi il cosiddetto posto fisso, proprio per passare l'espressione facile e comprensibile per tutti. Ci sono però, e si sono affermate a partire dagli anni 70, tutta una serie di figure, di tipologie contrattuali elastiche, flessibili, che soddisfano esigenze soprattutto datoriali,
che portano purtroppo però anche a un rischio di precarietà e quindi faccio riferimento alle note COCOCO, no? Le collaborazioni coordinate continuative che tecnicamente noi chiamiamo con lavoro parasubordinato, quindi tutta veramente un mosaico di figure contrattuali che in quanto portatrici di precarietà purtroppo determinano grandi difficoltà nella lavoratrice e nel lavoratore che lavorano attraverso queste forme di contratti, a trovare quindi un giusto raccordo, un giusto contemperamento tra esigenze contrapposte. Ma non solo, più in generale, destinatari purtroppo di discriminazioni sono quei lavoratori che anche da un punto di vista giuridico, e faccio riferimento alla legge 104 che tutela la disabilità e i familiari che hanno a carico la persona disabile, quindi questi soggetti sono purtroppo, sebbene tutelati dalla normativa italiana, europea, internazionale, sono soggetti che purtroppo si vedono esposti ancora di più a un rischio di discriminazione. Qui mi riaggancio a tutta una serie di casistica che, sebbene scarna, perché in tema di discriminazioni non abbiamo purtroppo tante sentenze per timore di fare ricorso al giudice, mette in luce questa casistica giurisprudenziale come molto spesso la discriminazione cada, quindi per associazione, si dice così, di riflesso sul caregiver, cioè sulla persona che tentando questo difficilissimo equilibrio, questa difficilissima conciliazione tra vita e lavoro, deve chiaramente garantire il caregiving alla persona, al familiare, al disabile, al malato, anche perché parlando di disabilità ormai il ventaglio si è ampliato moltissimo e subisce trattamenti discriminatori nel luogo di lavoro. Quindi vedete che il tema della conciliazione, dell'equilibrio vita-lavoro è un tema fondamentale che nella prospettiva del diritto del lavoro studiamo da molti decenni ormai, ma è un tema che continua a rappresentare sicuramente uno dei campi di battaglia, proprio perché è problematico e rappresenta un nodo irrisolto. Ti chiedo una cosa, gli strumenti giuridici, esistono, cioè esistono delle Sì. tecniche attraverso cui l'ordinamento prova quantomeno a proteggere, no, questo equilibrio. Assolutamente. Allora, qua io vi ho proposto, come vedete, solo slide antigiuridiche, non hanno un riferimento ad alcuna norma, proprio perché non vi volevo annoiare, ma proprio riagganciandomi alla domanda di Teresa, allora, esistono importantissimi strumenti a tutela della persona che cerca questo difficile, diciamo così, contemperamento, questo difficile equilibrio. Sappiamo che stiamo correndo a velocità diverse, questa slide lo vuole comunicare, no? Purtroppo chi ha, dico purtroppo perché guardo al contesto in cui viviamo, chi ha a carico il caregiving a 360 gradi, vedete l'immagine centrale della slide, ha un percorso a ostacoli davanti a sé da un punto di vista professionale ma anche sociale, no? E quindi giustamente ben consapevole di questa condizione di partenza e volendo fare diretta applicazione di quel principio di eguaglianza sostanziale che ho richiamato in apertura, chiaramente il nostro ordinamento, su spinta anche dell'ordinamento europeo, ha introdotto degli strumenti importantissimi. Allora, già prima della spinta dell'Unione Europea, possiamo dire che nel nostro ordinamento i primi strumenti utili alla conciliazione sono stati i permessi e i congedi nati a sostegno della genitorialità, della maternità in primis. Potremmo parlare delle ore sul diverso modo di fruire, la diversa misura in cui questi permessi e questi congedi vengono fruiti tra uomo e donna, il che ovviamente implica, e qui proprio guardo alle altre materie, agli studi offerti dalle altre prospettive scientifiche, implica un ragionamento di tipo culturale e sociale. Non siamo purtroppo ancora arrivati a una cultura della parità. E proprio per questo ci stiamo spendendo, Teresa, giusto, no? All'interno dell'università, perché crediamo nel valore culturale dell'inclusione. Gli Sì, come strumenti, quindi, università, sì, scusa, no,
Dico come università, ma anche all'interno di questa rete, no, che abbiamo Sì, costituito e che tu conosci molto meglio di me, che è cross. appunto Across, Sì, in cui sì, pure è queste vero. tematiche vengono Vengono affrontate. amplificate, no? È Mhm. bellissimo potersi confrontare con colleghi provenienti da atenei diversi, da culture diverse, sicuramente con importantissimi punti di contatto, ma anche ricche diversità, differenze che stimolano sicuramente un dialogo e lo sviluppo di nuove strategie, no? Per il benessere della nostra comunità. E quindi tornando proprio a questi strumenti che il nostro Mhm. ordinamento ci ha messo a disposizione, quindi oltre ai classici permessi e congedi legati alla sfera della genitorialità e poi anche alla sfera, diciamo così, della disabilità, se guardo ai permessi della legge 104, abbiamo anche tutta un'altra serie di strumenti. Io prima ho citato la flessibilità contrattuale, ebbene sì, cioè il contratto part-time cosiddetto nasce con questo intento, poi ha conosciuto stagioni diverse, è stato un utile strumento anche per il datore di lavoro, ma il part-time nasce con questo obiettivo, anche qua. Ovviamente potremmo veramente aprire una bella discussione su quante donne e quanti uomini utilizzano il part-time che proprio per questo motivo, proprio perché è strumento per elezione scelto dalle lavoratrici, e la Corte di Giustizia dell'Unione Europea lo mette in evidenza, è foriero di quelle che noi chiamiamo discriminazioni indirette, cioè è stato quantomeno in passato, no? Quei trattamenti che sono apparentemente neutri, diciamo così, perché sembrano uguali per tutti, ma che in realtà implicano un trattamento sfavorevole per, ad esempio, chi beneficia del part-time. Allora il trattamento sfavorevole era sotto il profilo retributivo quando era emersa la questione, diciamo, di fronte alla Corte di Giustizia. Part-time, quindi strumenti di flessibilità, richiamo anche, lo conoscerete, il lavoro agile. Il lavoro agile è Che un è uno altro strumento ambiguo, strumento. però. Esatto, proprio mi anticipi giustamente, è uno strumento ambiguo, sì, perché è uno strumento che nasce in realtà dall'esperienza pratica, nasce in realtà molto lontano dal suo intervento, dall'intervento del legislatore del 2017 che lo ha introdotto formalmente all'interno di una norma, nasce nelle aziende, nasce nei contratti aziendali, collettivi aziendali, per l'esigenza proprio di ehm, arrivare a un giusto contemperamento, no? Tra esigenze di vita ed esigenze lavorative, come consentendo alla lavoratrice e al lavoratore di lavorare anche al di fuori del luogo di lavoro tradizionale. Come dice Teresa giustamente, e l'ho suggerito anche nella mia slide, ci sono dei pro e dei contro. Perché? Perché l'abbiamo visto durante la pandemia, quando siamo stati catapultati in questa sorta di smart working, lavoro agile emergenziale. È vero che c'è un certo margine di flessibilità nella gestione dei tempi, ma è anche vero che ci troviamo di fronte a una modalità di lavoro molto delicata. Perché? Perché espone la lavoratrice e il lavoratore a tutta una serie di rischi. Penso all'isolamento, penso quindi all'assenza di un contatto con il contesto di riferimento, con i colleghi, banalmente. Per certi tipi di lavoro e di lavori è molto problematico questo risvolto, perché già magari ci troviamo di fronte a realtà lavorative di isolamento. Se poi importiamo anche lo smart working, questo isolamento si amplifica, quindi amplificando i suoi effetti negativi. Ma non solo penso a questo, penso anche alla difficoltà di trovare degli spazi idonei al di fuori del luogo tradizionale di lavoro per svolgere l'attività lavorativa. E ho richiamato l'esperienza del Covid proprio per richiamare alla mente le modalità roccambolesche con cui molte lavoratrici e molti lavoratori dovevano magari condividere lo stesso dispositivo, lo stesso computer con i propri figli, o, insomma, con modalità quindi del tutto precarie di lavoro che di certo non garantiscono il benessere di chi lavora. Quindi lo smart working è, diciamo così, dai giuslavoristi guardato con molta attenzione. Quello che cerca di fare la mia materia in generale, la materia del diritto del lavoro, è sempre l'obiettivo, è sempre stato quello
quindi individuare dei limiti laddove necessario. Perché? Perché chiaramente il lavoro, la dimensione del lavoro tocca e coinvolge la dimensione più intima, personale della persona, quindi dell'individuo, la dignità dell'individuo, la salute dell'individuo. E quindi è ovvio che anche rispetto al lavoro agile, la sfida, diciamo, è aperta. Ecco, il diritto alla cosiddetto diritto alla disconnessione rappresenta uno strumento fondamentale, no? Per in qualche modo imporre un bilanciamento tra vita privata e vita lavorativa, evitando quella contaminazione eccessiva che abbiamo con lo smart working del lavoro dentro alla sfera privata, no? Di vita anche domestica che viviamo noi nella nostra quotidianità. Tu hai menzionato gli strumenti che sono offerti dall'ordinamento, ma spesso il Sì, problema dell'equilibrio viene anche in qualche modo presentato come problema, no, di un adattamento della persona. È la persona che dovrebbe organizzarsi, gestire il proprio tempo, sopportare il carico, lo stress, no? Ma non è in realtà forse il diritto del lavoro, e lo dicevi già tu anche un po' in precedenza, no? A dover forse diciamo risolvere il problema, forse è il lavoro che deve essere organizzato, no, in maniera diversa, in modo da non consumare, la persona. esatto. Questa è una riflessione importante, nel senso che laddove, proprio perché la materia del diritto del lavoro tocca tante dimensioni, ho cercato di in qualche modo individuarle, no? È ovvio che l'intervento del legislatore è fondamentale nella misura in cui, naturalmente, devono essere individuati dei limiti a tutela della persona. La persona che viene altrimenti fagocitata, diciamo così, dall'organizzazione lavorativa, dal datore di lavoro, dall'attività produttiva nella quale è calata la sua attività lavorativa, la sua prestazione lavorativa. E allora è proprio fondamentale in questo senso. La tutela della salute della persona che lavora è strettamente collegata a questo obiettivo, no? Anche dell'individuare una conciliazione tra vita e lavoro nel segno del benessere lavorativo, chiaramente, che è, come abbiamo visto prima con l'intervento del professor Crescentini, quindi in particolare richiamando la nozione di salute, ecco, la nozione è legata al benessere ormai, no? Quindi non solo a un'assenza di infermità, di malattia, ma proprio, possiamo dire, la felicità, la ricerca della serenità, quantomeno anche sul luogo di lavoro. E quindi anche il luogo di lavoro deve essere pensato a questo punto a misura della persona che lavora, che lavora con tutte le sue peculiarità. Perché? Perché obiettivo è valorizzare le diversità di ciascuno di noi. Valorizzare le diversità di ciascuno di noi significa costruire in qualche modo, cercare di costruire in qualche modo un abito sartoriale, cioè adattare quella prestazione lavorativa alle peculiarità, alle esigenze di quella categoria, quantomeno, di persone, no? Allora penso al fatto che molto si sta facendo rispetto alla disabilità, al lavoratore, alla lavoratrice con disabilità. Perché? Perché su spinta internazionale abbiamo introdotto i cosiddetti accomodamenti ragionevoli, che proprio questo sono delle misure di diversa natura, empiriche, non tangibili, di vario tipo, dirette proprio a garantire il benessere, quindi eliminando qualsiasi rischio di discriminazione a carico di questa categoria. E piano piano il focus si sta allargando, quindi l'auspicio è creare, quindi come obiettivo anche attraverso l'impegno della materia del diritto del lavoro, creare uno spazio realmente inclusivo che tenga conto dell'esigenza della conciliazione vita-lavoro realmente, ecco. Ti chiedo un'ultima cosa sulla cura che tu Sì, hai menzionato, no, in precedenza, una cura sì. che grava su determinate persone, che grava più diciamo su certe persone che su altre. Non parliamo soltanto della cura dei figli, ma anche degli anziani, più in generale menzionavi anche appunto le persone fragili. Mhm. Ehm,
che tradizionalmente vengono viste un po' come un problema, no? Familiare, privato, spesso un po' scaricato anche sulle donne. Il diritto del lavoro, che ruolo può avere nel trasformare proprio la cura, ecco, da un problema individuale in una questione anche sociale, organizzativa? Beh, è una domanda bellissima. Perché consente di dire che innanzitutto la materia del diritto del lavoro è per eccellenza uno strumento figlio di quell'articolo 3,2, cioè Mhm. è il diritto diseguale, diciamo così, per eccellenza. In che senso? È quello strumento che serve a rimuovere gli ostacoli che si trovano nel cammino, che incontrano nel loro cammino le persone che lavorano, proprio perché parliamo della prospettiva giuslavoristica. Qual è ovviamente l'obiettivo della materia del diritto del lavoro? Intervenire su più fronti. Tanti sono gli strumenti e le linee che segue il diritto del lavoro, non solo l'intervento del legislatore. Tante volte l'intervento del legislatore però è fondamentale perché costituisce uno stimolo anche a un cambiamento culturale e sociale che altrimenti in via spontanea non avverrebbe. Per farmi capire meglio, penso alle criticatissime, almeno dall'opinione pubblica, quote di genere. Uno dice: ma cosa servono? In realtà qualcosa servono. Servono perché sono proprio per eccellenza uno strumento di diritto diseguale, nella misura in cui vanno a, per un breve momento, agevolare, incentivare la presenza femminile in determinati settori. Perché? Perché si vogliono abbattere quelle diseguaglianze. Quindi l'intervento del legislatore lì serve, uno, per rimuovere concretamente la diseguaglianza, due, per smuovere, diciamo così, anche per stimolare il cambiamento sociale e culturale che altrimenti avverrebbe in modo molto più lento. Lo stiamo vedendo, no? Che il cambiamento è molto molto lento, sebbene in atto. Quindi il fronte del legislatore è fondamentale, ma non solo. Il fronte della contrattazione collettiva, quindi dei contratti collettivi, è anche importantissimo su questo, soprattutto su questa tematica, cioè quando parliamo di conciliazione tra vita e lavoro. Molto è stato fatto anche dai contratti collettivi, soprattutto a livello aziendale, quindi richiamo, forse alcuni ne hanno sentito parlare, è il cosiddetto welfare aziendale, no? Il welfare aziendale nasce proprio anche con questo obiettivo, magari chiaramente con un ritorno per la parte datoriale, ma con l'obiettivo di andare incontro a delle necessità, quindi delle esigenze specifiche sul fronte soprattutto del caregiving, quantomeno ultimamente. Questo lo vediamo negli ultimi contratti collettivi aziendali, magari di società molto, molto grandi, che però fanno un po' da leader di cambiamenti che poi si verificheranno anche in microsettori. L'attenzione alla figura del lavoratore, della lavoratrice caregiver è molto forte. E quindi ovviamente diciamo anche il fronte della contrattazione collettiva è importantissimo. Poi c'è naturalmente il fronte del welfare pubblico. Il welfare pubblico che in primis dovrebbe erogare i servizi per la persona e quindi dovrebbe essere la prima fonte da cui attingere strumenti utili proprio a questo difficile equilibrio, no? Welfare pubblico che però sappiamo essere in grande difficoltà e quindi vedete che il welfare aziendale cerca in qualche modo di sopperire a lacune, a mancanze, a carenze strutturali che si stanno verificando e registrando sempre di più negli ultimi anni. Allora, non abbiamo più molto tempo purtroppo, però vorrei chiudere con 2 domande, diciamo conclusive, una per Caterina e una per Cristiano. Inizio con Caterina. Ecco, volendo individuare una priorità per rendere più effettivo questo equilibrio vita-lavoro, quale sarebbe appunto? Normativa, organizzativa, di che tipo? Allora, secondo me è di tipo culturale, cioè, e Mh. quindi proprio richiamo la slide che ho qua sotto gli occhi, che abbiamo sotto gli occhi, cioè la cura è una questione sociale e il bilanciamento tra esigenze di vita e di lavoro è una questione sociale.
Dire questo significa che è fondamentale un cambiamento culturale. Significa che quando noi lavoratori, lavoratrici, fruiamo di un permesso, di un congedo, chiediamo una riduzione dell'orario di lavoro, non ci dobbiamo sentire in colpa per averlo fatto, per averlo chiesto. E questo naturalmente chiama in causa e implica un cambiamento di sensibilità. Quindi il legislatore chiaramente, come vi dicevo, alle volte interviene per imporre un mutamento che altrimenti in via autonoma e spontanea sarebbe difficile da raggiungere. Ma il cambiamento culturale lo possiamo raggiungere anche attraverso iniziative di questo tipo e soprattutto attraverso la cultura diffusa su vari canali, quello universitario naturalmente, ma già da prima. Cioè tematiche come quelle che trattiamo oggi sono tematiche fondamentali nella crescita della persona a partire dai primi anni dell'infanzia. Quindi io credo molto nel cambiamento culturale e nell'incentivare la formazione in questo campo, ecco. Ti ringrazio, rivolgo ora una domanda anche a Cristiano. Insomma, un messaggio conclusivo anche per quanto riguarda, diciamo, la tua presentazione. L'equilibrio è qualcosa che si può raggiungere? Ma come messaggio conclusivo possiamo dire che l'equilibrio non è una meta da raggiungere in maniera definitiva una volta per tutte, ma è piuttosto un processo continuo. Non significa stare bene sempre, non significa assenza di difficoltà, piuttosto significa mantenere flessibilità di fronte alle inevitabili difficoltà della vita. Allora credo che l'equilibrio si possa mantenere e coltivare attraverso una maggiore consapevolezza di noi stessi, degli ostacoli al benessere, delle nostre modalità di funzionamento, ma anche una maggiore consapevolezza delle nostre relazioni e del mondo di cui facciamo parte. Ecco, quindi come un processo dinamico che si rinnova di fronte alle varie vicissitudini che la vita ci pone dinanzi. Ti ringrazio. Io avevo anche qualche domanda ancora, ma vorrei lasciare un po' di spazio, anche se l'ora è tarda, agli ascoltatori. Quindi chiedo loro, ringraziandoli anche per la pazienza, ma credo che sia stato comunque molto interessante, diciamo, ascoltare questi due interventi diversi, cioè su temi diversi, ma contenutisticamente entrambi molto interessanti. Quindi chiedo a voi, che ci state ascoltando, se ci sono se c'è qualche domanda da parte vostra anche per i due docenti. In ogni caso, ecco, trovate i loro nomi chiaramente nella locandina, quindi li potete cercare anche sul sito del nostro Ateneo e contattarli poi per eventuali, diciamo, chiarimenti o dubbi. A questo punto io volevo soltanto ricordare prima di salutarci che ci sarà un terzo incontro che si svolgerà il 1° luglio alle ore 12 con Alessandra Catena come moderatrice, Laura Casella e Antonina Dattolo come relatrici. E ricordo nuovamente che le registrazioni di tutti i webinar verranno poi rese fruibili per l'ascolto in differita anche su Play Uniud. E vi ringrazio molto ancora per queste due interviste che, ripeto, ho trovato molto interessanti. Io credo di aver anche imparato molto, ecco, da voi, quindi grazie mille. Grazie a Grazie. voi.